Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine e coordino il nuovo corso di laurea triennale in filosofia e trasformazione digitale, ma su questo nuovo corso spenderemo qualche parola in più domani. Fin da subito ci tengo a ringraziare Massimo Recalcati per aver accettato l'invito dell'Università di Udine e dato che ci troviamo a seguire un seminario all'interno di un corso di laurea in filosofia e nello specifico all'interno di un corso in estetica, anche se il titolo di questo nostro incontro ci porterà distanti, credo, dai temi tradizionali dell'estetica, ma fino a un certo punto. Vi ricordo che il titolo dell'incontro è Il paradigma securitario e le nuove melanconie, ma ci tengo fin da subito a sottolineare come i testi, le opere di Recalcati siano il risultato di riflessioni che attraversano, naturalmente dalla sua prospettiva di psicanalista, diversi campi del sapere, ma tra questi saperi o forme del sapere vi è senz'altro la filosofia. Questa tensione filosofica lo accompagna fin dalla sua formazione, dato che si laurea in filosofia a Milano con una tesi dedicata a un confronto critico tra Jean-Paul Sartre e Sigmund Freud, quindi di fatto a cavallo tra fenomenologia e psicanalisi. Peraltro segnalo che, ci tengo a ricordare un libro di Recalcati di pochi anni fa, del 2021, intitolato Ritornare a Jean-Paul Sartre, che tra i tanti meriti che questo libro ha, vi è anche quello di aver riposizionato al centro del dibattito filosofico contemporaneo l'opera del grande pensatore francese. E per questo abbiamo deciso nel 2021 di conferirgli il premio Udine Filosofia. Nei suoi testi vi è un profondo lavoro di indagine, di scavo a cavallo tra filosofia e psicanalisi, ma la stessa tensione la ritroviamo nelle sue analisi a cavallo tra estetica e filosofia. Quindi non solo c'è questo continuo rapporto, intreccio tra la dimensione propriamente filosofica e quella psicanalitica, ma nello specifico anche vi è un rapporto strettissimo tra l'ambito dell'estetica e quello della psicanalisi nei testi, nelle riflessioni di Massimo Recalcati. Recalcati dedica infatti diverse sue riflessioni ad opere di artisti e in particolar modo di alcuni pittori. Ne cito alcuni, ricordo le riflessioni di Recalcati su Van Gogh, Jackson Pollock, Giorgio Morandi, Alberto Burri, solo per citarne alcuni. Ma tra questi troviamo anche il nostro Giorgio Celiberti. Allora può sembrare strano sentir parlare di filosofia in ambiti così eterogenei. La filosofia si occupa di matematica, di fondamenti della matematica, esiste la filosofia della fisica, la filosofia della biologia, menzionavo prima l'ambito della psicanalisi, ma la ritroviamo anche all'interno di opere letterarie, poetiche, cinematografiche. Perché questo? Come accade questo? Perché quando una forma del sapere si esprime con la massima intensità, è lì, in questo frangente di massima intensità, che si concretizza il pensiero filosofico. Lascio ora la parola al magnifico rettore, professor Roberto Pinton, per un saluto istituzionale, e poi naturalmente al nostro ospite Massimo Recalcati. Bene, grazie Luca. Ovviamente un ringraziamento va a te naturalmente per aver portato Massimo Recalcati qui, oltre a lui per essere qui, e anche a tutta la platea che è così numerosa probabilmente non ha bisogno che venga ricordato qualche nota biografica. Io però qualcuna la vorrei ricordare, al di là appunto della laurea in filosofia e la sua formazione, a parte il fatto di avere in parte origini friulane, questo non so se deponga a suo favore, ma in ogni caso per me può essere importante, essendo un'università nata dal territorio, quindi fa piacere che venga sempre con ritorni comunque anche un pochino alle origini. E io quello che volevo aggiungere però è ricordare che è stato direttore dell'Istituto di ricerca e psicoanalisi applicata.
ed è tuttora presidente, mi pare, o no, non più direttore, ed è stato direttore scientifico nazionale dell'Associazione per lo studio e la ricerca dell'anoressia e della bulimia. Tra l'altro oggi, 15 marzo, che è giornata internazionale per dei disturbi del comportamento alimentare, e questo l'ha tradotto anche in un insegnamento per 17 anni, mi pare, presso l'Università di Pavia. Ecco, quindi questa molteplicità anche di interessi, ma anche la possibilità di legare interessi di questo tipo ad ambiti molto diversificati a 360 gradi, credo che dia anche uno spessore maggiore anche a quello che risulta dalla sua opera. Come attività didattica poi ne ha svolta anche altra, per altre università, Milano, Padova, Urbino, Losanna, e adesso continua all'Università di Verona, peraltro nel Dipartimento di Scienze Umane, con una materia che è molto vicino a quello di cui ci parlerà. Ha ricevuto diversi, a parte poi tutta l'attività di conferenza e seminari, compreso questi che poi ci verrà illustrata la struttura da parte di Luca Taddio di nuovo. Ha prodotto naturalmente numerosi libri anche sul tema di cui tratterà in queste 3 giornate da noi. Quindi è molto importante anche che ci sia questa partecipazione dentro a un corso che peraltro è stato iniziato con una certa dose di coraggio, ma se non c'è l'università chi può averla, si chiama Filosofia e Trasformazione Digitale. Sembra anche normale, ma insomma investire risorse accademiche in questo senso non è semplice. Una scommessa che per il momento peraltro abbiamo anche vinto. E ha ricevuto numerosi riconoscimenti, uno è anche il premio Hemingway. Ecco, mi piace citare la motivazione, una parte perlomeno, per aver raccontato nelle sue opere con profondità e intelligenza le mutazioni avvenute nella nostra società, indicando temi e bisogni che diventano paradigmatici del nostro tempo. Ecco, credo che anche quello che tratterrà adesso è in realtà una situazione di cambiamento forte che stiamo affrontando, e chi ha a che fare soprattutto con giovani generazioni si deve preoccupare anche di formarle, ha bisogno anche di cercare di capire bene cosa sta succedendo, e forse quello che è importante non solo le mutazioni avvenute, ma le mutazioni che stanno avvenendo. Ecco, tutto questo credo che dia anche valore un pochino più generale, non solo tecnica e scientifica e specifica a questo tipo di interventi, che per questo motivo abbiamo anche naturalmente ritenuto di aprire a un pubblico più ampio che non siano solo i nostri studenti. Quindi grazie a tutti, relatori in primis, organizzatori, e voi che siete qua, e buon divertimento, posso dirlo anche se si parla di melanconia. Sottoscrivo quanto appena detto dal magnifico rettore, è bello fare lezione all'università, ma per certi versi è ancora più bello poterlo fare qui con voi, delle lezioni aperte alla cittadinanza. Questo peraltro è anche il modello di alcune lezioni francesi che hanno una lunga tradizione aperte appunto alla cittadinanza, e noi cerchiamo in qualche modo di seguire esattamente questa traccia, cioè di fare delle lezioni universitarie ma aperte anche a voi, alla cittadinanza, in dialogo con la cittadinanza. Non voglio sottrarre altro tempo e do un benvenuto anch'io a Massimo Recalcati, che ringrazio ancora per essere qui con noi oggi. Grazie. Bene, grazie Luca per questo invito, per questa idea anche di fare qualcosa che solitamente faccio ma non nel nostro paese. In altri paesi mi capita di fare dei seminari in università o in luoghi di ricerca ristretti in 2 o 3 giorni. Questa è la prima volta che mi capita di farlo nel nostro paese e in una terra che, come è stato ricordato, non è una terra qualunque per me, perché la mia infanzia, almeno le estati della mia infanzia per molti anni le ho vissute qui nei pressi di Magnago, dove mia madre è nata. Dunque abbiamo un vasto programma, come è stato descritto, sono tante ore di lavoro. In questo vasto programma io cercherò nel modo più
diretto possibile di affrontare due nuovi concetti che non sono presenti nel lessico della psicoanalisi tradizionalmente, ma che hanno una straordinaria contemporaneità. Il corso di laurea in filosofia che è stato inaugurato qui a Udine quest'anno ha come tratto caratteristico quello di interpellare, interrogare la contemporaneità. E dunque questo spiega la ragione di questo seminario, la coerenza di questo seminario con la facoltà di filosofia. Quali sono questi due concetti? Avremo tutto il tempo per articolarli meglio. Il primo concetto è quello che ho chiamato il paradigma securitario, che è un termine complesso per dire che esiste nell'umano una pulsione securitaria e che l'oggetto di questa pulsione, della pulsione securitaria, ciò a cui mira questa pulsione, che appartiene all'umano in quanto tale, è appunto porre la propria vita in una condizione di sicurezza, proteggere la vita, difendere la vita. È il paradosso della pulsione securitaria, perché la pulsione fa pensare a un movimento dinamico della vita, ma questo movimento dinamico della vita nel paradigma securitario si ribalta contro se stesso, cioè esisterebbe una pulsione a difenderci dalla vita. Esisterebbe nella vita una pulsione a difenderci dalla vita. La vita che si difende dalla vita è il cuore, diciamo il centro del paradigma securitario di cui parleremo non oggi ma nel corso di questo seminario. Secondo concetto nuovo è il concetto di neomelanconia, che si può leggere solo se si considera il paradigma securitario. Con neomelanconia decifriamo, fotografiamo una tendenza del nostro tempo. Certo, una tendenza potremmo dire psicopatologica, ma più in generale anche politica, civile, culturale del nostro tempo, quale la tendenza a come dire, restringere l'orizzonte del mondo, la tendenza a rifugiarsi appunto dalla precarietà, dalla instabilità, dal carattere perturbante della vita, la tendenza a preferire il chiuso all'aperto. Questa spinta è stata rafforzata nel tempo della pandemia, come sappiamo tutti, abbiamo dovuto vivere reclusi, sacrificare il diritto alla libertà nel nome della sicurezza, nel nome della protezione della vita, nel nome anche di un'emergenza sanitaria evidente, ma la spinta all'autoconfinamento che tiene insieme il paradigma securitario con la neomelanconia è qualcosa che noi vedevamo già in atto prima della pandemia e lo vedevamo già in atto nelle nuove generazioni soprattutto. I giapponesi avevano decifrato, i nostri colleghi giapponesi avevano decifrato questa inclinazione neomelanconica e securitaria attraverso la figura degli hikikomori, che nella lingua giapponese significa proprio letteralmente mettersi fuori dalla scena, uscire di scena. Questa uscita dalla scena della vita, questa uscita dalla scena del mondo, diciamo così, era una tendenza già presente. Gli psichiatri la definiscono come una fobia sociale, cioè la paura del contatto, la paura dell'incontro, la paura del legame, e la pandemia ha, come dire, amplificato questa tendenza, no? Nella misura in cui il contatto, come abbiamo sperimentato in questi 2 anni, diciamo, di pandemia, il contatto era il rischio di contrarre l'infezione e dunque il rischio di contrarre anche una malattia potenzialmente mortale. Questi sono i 2 concetti a cui dedicheremo in particolare l'ultimo dei nostri incontri, quindi ci arriviamo per gradi perché il percorso che ci porterà a questi concetti li illuminerà sempre meglio e sempre più nel dettaglio. Quello che facciamo oggi per capire appunto
la problematica della neomelanconia, dunque di una nuova forma clinica della melanconia, quello che facciamo oggi è interrogare un testo, lo interrogheremo in modo molto libero, diciamo, un testo di Freud molto importante, che è un testo pubblicato in un anno decisivo nella storia d'Europa, 1915, quindi un testo che Freud scrive quando la prima grande guerra mondiale è alle porte, e la prima guerra mondiale, sappiamo, è stata una terrificante carneficina, no? Ebbene, scrive questo testo dal titolo Lutto e melanconia. È un testo di una ventina di pagine, mi rivolgo soprattutto agli studenti, ma non solo, insomma, convocandoli alla lettura di questo testo dopo la lezione di oggi, che cercherà di... il testo non ce l'ho con me, ma diciamo, fidatevi che le citazioni che farò a memoria sono abbastanza alla lettera, diciamo. Bene, questo straordinario testo, questo gioiello di Freud, interroga il lutto e la melanconia e descrive in modo classico la configurazione psicopatologica della melanconia, da cui noi dobbiamo partire per capire in che senso le melanconie contemporanee si differenziano da quel quadro. Dunque Freud affronta, non direttamente in questo testo, ma lo fa in altri testi coevi, diciamo, il tema della morte. Affronta il tema della morte, e cioè affronta il problema della morte nella forma umana della vita. Cioè che cos'è la morte laddove si declina nella forma umana della vita. Hannah Arendt diceva che gli esseri umani sono fatti per nascere, non per morire. Sono fatti, diceva, per nascere molteplici volte, non per morire. Di fatto, però, l'esistenza umana porta con sé la morte sin dal suo primo respiro, è destinata alla morte sin dal suo primo respiro, e la morte non si configura, ecco il primo punto che vorrei sottolineare, non si configura nella forma umana della vita come, afferma Heidegger in Essere e Tempo, l'ultima nota della melodia dell'esistenza, non è l'ultima nota che decreta la fine della melodia dell'esistenza, la morte non sarebbe quest'ultima nota, perché nella forma umana della vita, diversamente che nella forma vegetale, una foglia che si stacca dall'albero in autunno e perisce, un gatto, diciamo così, che muore di una malattia, una formica che termina i suoi giorni sulla terra, diversamente che da queste esperienze, per l'essere umano la morte è una imminenza sovrastante, dice Heidegger. Cosa vuol dire un'imminenza sovrastante? È qualcosa che accompagna la vita sin dal suo primo respiro. Diversamente non c'è morte, potremmo dire, esagerando nel paradosso, non c'è morte nel mondo vegetale, non c'è morte nel mondo animale, anche se la foglia perisce, la formica perisce, il gatto perisce, ma non fanno esperienza della morte. Lo voglio dire ancora in un modo più semplice. Se voi prendete la Torah e leggete un grande testo che è stato commentato da molti filosofi, penso soprattutto a Schopenhauer, a Leopardi, che è l'Ecclesiaste o Coelet, si dice, questa frase che poi abbiamo trasformato in un luogo comune, che circola tra gli umani, diciamo, no? Abbiamo i giorni contati. Quando si va a un funerale ci si guarda negli occhi solitamente e si pensa abbiamo tutti i giorni contati. Abbiamo i giorni contati come la formica ha i giorni contati, la foglia sull'albero ha i giorni contati, il gatto e il cavallo hanno i giorni contati, la differenza è che noi li contiamo.
Non li conta la formica, non li conta il cavallo, non li conta il gatto, che dunque sono forme eterne di vita, sono forme immortali della vita, cioè sono tutte nella loro vita, pieni di vita. La forma umana della vita, mentre vive, conta i giorni che mancano. Quindi la morte non è semplicemente l'ultima nota che chiude la melodia dell'esistenza, ma è una presenza che accompagna la vita. Ed è per questo che Simone de Beauvoir, in un libro altrettanto bello di quelli che stiamo citando, intitolato Una morte dolcissima, dove racconta la morte della propria madre, per questo che Simone de Beauvoir dice: la morte nella vita umana è sempre prematura. Cosa vuol dire che è sempre prematura? Viene sempre troppo presto, sempre in anticipo. Potremmo dire che la morte è sempre prematura perché la morte è sempre atroce, ma la morte è prematura e atroce perché la morte è innaturale. La morte nella forma umana della vita è innaturale. È naturale la foglia che si stacca dall'albero, la formica che muore, il gatto che perisce, ma nell'esperienza umana avere 90 anni, 95 anni, non è rendere la morte giusta. La morte è rifiutata dalla vita, perché la vita vorrebbe continuare a nascere, come dice Hannah Arendt. Noi siamo fatti per nascere, non per morire. Dunque l'esperienza della morte è un'esperienza, diciamo così, traumatica, sempre traumatica, non c'è l'età giusta per morire. È chiaro che quando muore un cucciolo, se volete un bambino, e che inverte bruscamente, traumaticamente la catena delle generazioni, si rivela ancora di più il carattere prematuro e atroce della morte. Ma la morte è in sé, nella forma umana della vita, porta con sé sempre un carattere atroce e prematuro. E tra l'altro, se ci pensate, quando gli animali, non la formica, non l'ostrica, non la pulce, ma gli animali con cui noi abbiamo rapporti, no? Un cane, un gatto, un cavallo, quando questi animali assomigliano più all'umano, quando facciamo esperienza di una prossimità tra la vita umana e la vita animale, quando l'animale è malato. Se uno va in un ambulatorio di veterinaria e vede l'animale malato, ecco, lì vede qualcosa dell'umano. L'animale assomiglia all'umano. L'umano è, come titola un bellissimo romanzo di Philip Roth, l'animale morente. Noi siamo animali morenti, in fondo. Oppure quando accade che vediamo un cucciolo animale morire. Anche lì facciamo esperienza di qualcosa che rende il confine che separa la vita umana dalla vita animale più sottile, no? In quel cucciolo che muore, nel cucciolo in un pulcino, in un gattino, vediamo qualcosa della inermità della vita che ci riguarda. Dunque il primo punto nel nostro lungo percorso di questi giorni che dobbiamo fissare è che la morte non è qualcosa che coincide con la fine della vita, ma è un'esperienza che noi facciamo in vita, e questo significa che ogni vita porta con sé innumerevoli esperienze di morte. Qui mi affaccio a un secondo punto che vorrei così mettere come premessa alla lettura del testo di Freud. Freud non parla di tutto questo costruiamo noi, diciamo, un terreno su cui situare poi il testo di Freud. In che senso la vita è fatta da innumerevoli morti? Nel senso che ciascuno di noi ha fatto molteplici esperienze di perdite. Non solo ha perduto i suoi cari defunti, ma ha perduto delle amicizie, ha perduto degli amori, ha perduto degli ideali, ha perduto dei progetti che sono naufragati, ha perduto la propria terra che ha dovuto abbandonare.
Questa è una terra dove c'è stata una grande migrazione, no? Quindi c'è l'esperienza dello sradicamento, è un'esperienza di morte. L'esperienza della migrazione è l'esperienza di morte, è un'esperienza di perdita. E noi siamo fatti, costituiti dei nostri innumerevoli morti. Ecco perché Freud dice, in un altro testo che si intitola Inibizione, sintomo, angoscia, la vita del soggetto umano appare, lo cito, come una serie continua di separazioni. Serie continua di separazioni. La prima separazione è il trauma della nascita e il taglio del cordone ombelicale, che è una morte, è una vita e una morte insieme, no? Noi perdiamo il guscio, come dice Freud, no? Che ci custodiva l'ambiente ovattato, protettivo del ventre materno, diciamo dell'utero materno, e siamo gettati alla luce del mondo. E questa è un'esperienza traumatica di perdita. Tra l'altro aggiungo che è una perdita reciproca. Il bambino perde l'ambiente materno, la custodia del corpo materno, tanto quanto il corpo della madre perde la presenza del bambino. Molte depressioni postpartum di molte donne hanno a che fare con la maternità come esperienza di morte, cioè di svuotamento, sentimento che la propria vita fino a quel momento ricca, gravida, col tempo del parto si svuota improvvisamente e perde di significato, di senso, no? È quella che noi conosciamo appunto come depressione postpartum. Taglio del cordone ombelicale, trauma della nascita, taglio dello svezzamento, il seno che ha nutrito la vita, che ha offerto alla vita l'esperienza di un primo soddisfacimento, come dice Freud, l'esperienza di un segno d'amore, diciamo così, deve essere un oggetto perduto per consentire alla vita di acquisire, per esempio, il diritto e la possibilità della parola. La parola viene al posto del seno. La morte del seno è la nascita della parola. Se un bambino continua ad avere in bocca il seno, non può parlare. La condizione di accesso alla parola è il taglio che separa il bambino dal seno, cioè è la morte del seno. Torneremo su questo tema della morte del seno, magari oggi stesso o in qualche altro incontro, perché è un punto molto importante. L'educazione sfinteriale implica anche lì il taglio con l'oggetto anale e poi il taglio con la crescita dell'infanzia, il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Certamente è una rinascita, ma anche una morte. C'è la morte del bambino che eravamo, c'è la morte necessaria del bambino che eravamo per assumere, diciamo, il nuovo corpo dell'adolescente. Il nuovo corpo dell'adolescente, avere un corpo nuovo, no? Come diceva Artaud, avere un nuovo corpo significa dare la morte al corpo appunto innocente, tra virgolette, al corpo del bambino, e così via, la morte della separazione dalla famiglia e del viaggio della vita che allontana dalla casa dove siamo nati, fondamentalmente. Cioè l'esilio, la dimensione esodica nel senso biblico del termine, dell'esodo a cui la vita è obbligata dalla legge della vita. Se ci pensate, il legame familiare si realizza pienamente solo quando si scioglie. Anzi, si potrebbe dire che la finalità più alta del legame familiare è rendere possibile il suo scioglimento. Perché se un legame familiare non si scioglie, la vita non è vita che diviene vita libera. E il dono più grande del legame familiare è proteggere, custodire la vita e preparare la sua morte. Il legame familiare è l'unica forma di legame, forse anche quella del maestro con l'allievo, no? Che si realizza solo quando si scioglie.
Tutti questi elementi che sto mettendo insieme definiscono il fatto che la nostra vita è fatta di innumerevoli morti, di innumerevoli perdite. La vita è una serie stratificata, dice Freud, di tagli, cioè di separazioni. E quello di cui ci interesseremo oggi è capire bene che cos'è una separazione. Perché, diciamolo subito, è una tesi che svilupperò oggi, la melanconia si definisce come, tra le altre definizioni possibili, come l'impossibilità della separazione. Cioè il fatto che non ci separiamo, non riusciamo a separarci compiutamente dai nostri morti. Il soggetto melanconico resta, diciamo così, attaccato a chi ha perduto e dunque non sperimenta la separazione come possibilità. Allora, l'esperienza, questa è la tesi generale che voglio mostrarvi, l'esperienza della perdita in quanto tale, quindi dal trauma della nascita fino all'uscita dalla propria famiglia, fino alla morte di una persona cara, diciamo, no? Tutto il percorso che abbiamo fatto fino a qui. La perdita dell'oggetto, di un oggetto, fosse questo oggetto il seno o un grande amore o una grande amicizia, la perdita dell'oggetto comporta, si chiama per Freud il trauma della perdita dell'oggetto, viene definito da Freud come l'esperienza del lutto. Che cos'è un lutto? Il lutto è esattamente la reazione emotiva che noi abbiamo nei confronti del trauma della perdita. Questa reazione emotiva è una reazione dolorosa che comporta tristezza e che comporta una caduta, diciamo così, del sentimento della vita. La reazione luttuosa accompagna sempre, tendenzialmente, la perdita dell'oggetto, il trauma della perdita dell'oggetto. Quando però la perdita di un oggetto si rivela traumatica, non tutti gli oggetti che perdiamo si rivelano traumatici. Quando la perdita si rivela traumatica al punto da provocare una reazione luttuosa, cioè caduta del sentimento della vita, tristezza, dolore. Quando, dice Freud, e qui entriamo proprio nel testo, questo oggetto perduto è un oggetto narcisisticamente investito, è un oggetto investito narcisisticamente. Freud usa l'espressione narcisisticamente significativo. Ma cosa vuol dire che un oggetto ha la natura di essere un oggetto narcisisticamente significativo? È un oggetto che dà senso al mondo, per un lato, e mentre dà senso al mondo, dà consistenza al mio essere. Quindi la proprietà di un oggetto narcisisticamente significativo consiste nel dare da una parte senso al mondo e dall'altra parte dà consistenza all'essere del soggetto. Ne deriva che se perdiamo un oggetto narcisisticamente significativo si spalancano sincronicamente due vuoti. Si spalanca cioè un vuoto, primo vuoto, nel mondo, nel senso che non riconosco più il mondo come il luogo che conoscevo, cioè il mondo da familiare diventa estraneo,
da familiare mi diventa perturbantemente estraneo, quindi si apre un vuoto nel senso del mondo, cioè il mondo mi pare privo di senso, nel senso che il mondo resta quello che era prima, cioè il ristorante, la strada, l'edicola, le auto, la campagna, la casa, tutto resta come prima, ma tutto diventa insensato perché viene meno il fondamento che dava senso al mondo di prima. Quindi si apre questo cratere, come diceva un mio paziente, no? Un mio paziente melanconico parlava di un cratere al centro del mondo, di un cratere, di un buco al centro del mondo. E al tempo stesso questo vuoto risuona e si sovrappone a un secondo vuoto che si apre nell'essere del soggetto. Cioè io mi sento niente. È l'esperienza profonda che noi facciamo in ogni lutto, quella in cui noi ci sentiamo niente. Io mi sento niente. Se volete, questa è la formula che Jacques Lacan, con la quale Lacan descrive lo stato depressivo. Io sono niente. Io sono niente. Allora dobbiamo avere ben presente che la perdita di un oggetto narcisisticamente significativo comporta in una simultaneità traumatica l'apertura di due vuoti, nel vuoto nel mondo e nel vuoto nell'essere del soggetto. Quindi quando c'è trauma della perdita, non semplicemente l'oggetto si stacca dal soggetto, seguite? Non semplicemente l'oggetto si stacca dal soggetto, quando c'è il trauma della perdita non semplicemente non la vedo più, non sento più la sua voce, non posso più toccarla, non posso più sentire il suo profumo, non semplicemente non sono più in contatto con l'oggetto, ma perdendo l'oggetto trascina nella sua perdita una parte di me. Questa è l'esperienza della perdita, comporta sempre che perdendo l'oggetto io perda anche una parte di me. Perché per esempio un soggetto depresso non cura più il suo corpo? Anche l'igiene del suo corpo. Mi venne a trovare tempo fa un signore sui 50 anni che aveva perduto il proprio figlio in un incidente, proprio amatissimo figlio in un incidente, e che era rimasto, stordito da questo lutto, e dicendo che non aveva più cura del suo corpo, che non gli interessava più nulla, a un certo punto mi dice che non si lavava i denti da 12 anni. Come dire, la perdita dell'oggetto comporta anche la perdita di una parte del soggetto. Noi ci perdiamo nella perdita dell'oggetto. Noi ci perdiamo nella perdita dell'oggetto. E questo accade in ogni lutto, attenzione. La reazione emotiva che riguarda il lutto accompagna ogni esperienza di perdita, quando ciò che perdiamo è un oggetto narcisisticamente significativo. Ecco perché il colore del lutto è il nero. Tradizionalmente, antropologicamente, il colore del lutto è il nero perché segnala che i colori del mondo si sono spenti, che la luce del mondo si è spenta. La luce del mondo si è spenta. E allora, di fronte a questi due vuoti che si sono aperti, che si aprono necessariamente in ogni lutto, uno dentro di me, uno nel mondo. Quello dentro di me mi fa sentire niente, quello che si apre nel mondo mostra l'insensatezza del mondo, il fatto che il mondo mi appare estraneo, indifferente, lontano, privo di significato. Comporta
faccio uno piccolo schema, questo buco, che qua facciamo conto che sia un grande cratere che implica i due vuoti che abbiamo detto si aprono simultanei, comporta 3 possibili reazioni. Qui siamo proprio a Freud, come se ci fossero 3 possibili risposte rispetto al vuoto che si apre nella perdita traumatica dell'oggetto. Chiamiamo la prima reazione melanconia, la seconda reazione, come vedete, totalmente alternativa alla melanconia, è la mania. E queste 2 reazioni, queste 2 risposte all'esperienza del vuoto sono per Freud considerate psicopatologiche, mentre, allora mettiamo qua lutto per essere completi, quindi il lutto può evolvere nella melanconia, nella mania e nel lavoro del lutto. Quest'ultima via, che vediamo domani, quest'ultima via è la via feconda, che trasforma il lutto come reazione emotiva nel lutto come Arbeit, dice Freud, come lavoro nel senso proprio hegeliano del termine, il lutto come lavoro. Okay? E questa trasformazione implica che vi accadano alcune cose, mentre quando il lutto si evolve in melanconia e in mania, diciamo che abbiamo una forma di cristallizzazione, di cronicizzazione del lutto nella melanconia, o che se preferite la melanconia sarebbe una forma di cristallizzazione, di cronicizzazione del lutto, come una sorta di lutto permanente, di solidificazione del lutto, mentre la mania sarebbe una forma delirante di negazione del lutto. Ok? Mentre il lavoro del lutto sarebbe un destino fecondo dell'esperienza traumatica della perdita. Oggi vediamo solo la parte brutta, diciamo. Oggi è un po' così difficile. Vediamo solo la parte brutta. Cominciamo con la parte che ci interessa di più. Per capire le nuove melanconie bisogna ben capire cos'è questa cosa. Questa cosa che accade, può accadere di fronte al trauma della perdita. Allora, intanto, quali sono i sintomi della melanconia? Il soggetto è nella colpa. Se volete, la colpa, il senso di colpa, è la prima grande manifestazione della melanconia. Ma ci torneremo su questo nel dettaglio. Gli altri fenomeni che noi conosciamo bene sono l'autodenigrazione, il soggetto si considera privo di valore, senza alcun valore, si autodenigra, non solo si autodenigra, si autoingiuria. Quindi abbiamo senso di colpa, autodenigrazione, autoingiuria, autoaccusa, il soggetto si sente responsabile di quella perdita e
porta solitamente con sé, l'ultimo tratto è il delirio di impoverimento o il delirio di rovina, dice Freud. Cioè l'idea che con quello che è accaduto non mi risolleverò più, anzi sarà un indebitamento continuo e la mia vita sarà destinata a naufragare nella miseria, nella povertà più assoluta. Questo delirio è anche un delirio economico, Cioè c'è proprio l'idea che tutto sia perduto anche dal punto di vista delle risorse, non solo vitali, ma delle risorse economiche del soggetto. Dunque il soggetto appare, diciamolo, facciamolo vedere bene, il soggetto appare nella melanconia come un oggetto scarto, un oggetto rifiuto. In italiano noi in italiano noi abbiamo la possibilità, che i francesi non hanno, con questa parola rifiuto, di dire due cose, no? Cioè rifiuto, respingere qualcosa, ma anche sentirsi immondizia, cioè uno scarto. Il soggetto si sente rifiutato, ma si sente anche un rifiuto. Si sente un oggetto scarto. Un mio paziente lo dice con una parola molto semplice e molto efficace, anzi ne cito due definizioni di due pazienti: mi sento uno sputo, mi sento uno straccio. Lo sputo e lo straccio sono due immagini del rifiuto. Mi sento appunto uno sputo, uno straccio, un rifiuto. Per questo qui le cose si complicano un po', vediamo se riesco a renderle semplici. Per questo Jacques Lacan descrive, riprendendo Lutto e melanconia, la lettera, che nella melanconia noi avremmo, cito Lacan che cita Freud, la stessa espressione, un trionfo dell'oggetto. Un trionfo dell'oggetto. Che è una forma molto paradossale e dobbiamo capirla. Cosa vuol dire trionfo dell'oggetto? In Freud troviamo questo passaggio altamente enigmatico nel testo, dove Freud dice: esiste qualcosa che accomuna il soggetto melanconico all'amore e al suicidio. Enigma. Che cosa hanno a che fare l'amore, il suicidio, la melanconia? Dice Freud, tutte e tre sono esperienze dove l'oggetto trionfa. Nell'amore, in che modo l'oggetto trionferebbe? Agli occhi dell'innamorato, l'amata è un Dio. Agli occhi dell'innamorata, l'amato è un Dio. Abbiamo quella che Freud chiama la cecità, una bella espressione, diciamo. Quando Freud parla dell'amore non ci lascia molte speranze, diciamo. Parla di cecità logica, attraverso il quale l'innamorato non vedrebbe i difetti e i limiti dell'amata, ma produrrebbe una rappresentazione cieca, cioè idealizzata dell'amato e dell'amata. L'amore sarebbe una forma cieca, quindi fanatica, quindi religiosa, per Freud, no? Sarebbe una forma cieca, fanatica, religiosa di idealizzazione dell'oggetto. Ecco perché, aggiunge nel suo sarcasmo cinico, come spesso Freud gli succede, ecco perché ogni amore prima o poi incontra la sua delusione, no? Come diceva una mia paziente isterica di fronte all'ultimo suo grande amore, che nelle sedute in cui mi raccontava di questo incontro appariva come un dio, bellissimo, intelligentissimo, attentissimo, eccetera. Poi a un certo punto si incontrano
verso tarda primavera si danno appuntamento a Parigi, sono due persone che viaggiano molto, e lui arriva con delle calze di lana pesanti. È stato sufficiente questa percezione per sgretolare, diciamo così, la rappresentazione idealizzata dell'altro, no? Nell'isterica basta pochissimo, un alito cattivo, un gesto per far cadere, crollare, far evaporare l'idealizzazione amorosa. Però Freud parla della sovraestimazione dell'oggetto come una caratteristica fondamentale dell'amore umano. Cioè quando noi amiamo tendiamo a appunto sovrastimare l'oggetto amato. Ed è per questo, sempre Freud, che ogni amore incontra prima o poi la sua agonia. Per chi di voi magari avesse seguito il mio lessico amoroso in televisione o letto i miei libri, sa che io non seguo Freud su questo punto, perché è un cinismo abbastanza che assomiglia a una sentenza, diciamo, mentre io penso che sia sempre possibile, quando l'amore implica non la sovraestimazione, perché se ci pensate non è proprio, cioè quello che dice Freud è sempre vero, no? Quindi diciamo, e quindi teniamolo buono come vero, ma non tutto. Cioè noi sappiamo che ci si innamora non solo della bella immagine, ma sappiamo che per esempio un tratto da cui scaturisce l'amore è il difetto, che quando uno è innamorato ama i sintomi dell'altro, adora i sintomi dell'altro, adora i difetti dell'altro, anche i difetti del corpo, quei difetti che ad uno sguardo, diciamo così, obiettivo appaiono delle squalifiche del carattere ideale dell'oggetto per l'amato, quei difetti definiscono la dimensione unica e irripetibile dell'oggetto. Noi amiamo i difetti, quando c'è un amore, l'amore del reale è l'amore dell'imperfezione, non della perfezione. Sono le coppie che durano di più nel tempo, quando l'amore si costruisce sul sintomo, non sulla bella immagine. Perché è vero, ha ragione Freud, la bella immagine quanto dura? È destinata a evaporare. Quello che dura è l'amore per il sintomo. Quando si ama il sintomo, cioè tutto, non la bella immagine, il sintomo, cioè tutto ciò che l'altro è, nella sua più infima realtà. Vabbè, chiudo la parentesi sull'amore. Trionfo dell'oggetto è chiaro adesso. Perché nell'amore c'è trionfo dell'oggetto? Perché la configurazione idealizzata, idolatrica dell'oggetto fa sì che mentre io amo sia povero e l'oggetto ricco del mio amore, e solo quando l'oggetto ricambia il mio amore io mi sento arricchito dell'amore dell'oggetto. Ma nel tempo dell'innamoramento c'è povertà dell'amante e ricchezza dell'amato. Seguite, no? Quindi c'è un trionfo dell'oggetto. Freud usa in un altro libro, Introduzione al narcisismo, questo schema che trae dalla fisica, che è lo schema, diciamo, dei vasi comunicanti. C'è una quantità uguale di liquido che nel caso dell'amante si travasa nel vaso dell'amato. No? Quindi tanto più io amo, tanto più sono povero e tanto più il liquido del vaso dell'altro si riempie. Ci siete? Questo liquido in psicanalisi si chiama libido. Dunque, tanto più io amo, tanto più la mia libido si travasa nel vaso dell'altro.
Quindi questo è quello che noi registriamo come dipendenza amorosa, no? Quando io amo dipendo dall'altro perché la mia libido è nell'altro. Quando sono corrisposto nell'amore, e dunque quando io divento amato rispetto all'amante, tutta questa dialettica, diciamo, Lacan la ricostruisce attraverso Freud leggendo Platone, il Simposio, ma adesso non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio, ma quando l'amato ricambia il movimento dell'amante fa sì che il liquido si riequilibri tra i due vasi. È la sensazione euforica che noi proviamo quando ci sentiamo amati. Se volete possiamo riassumere questo schema quando le cose funzionano in una formula del giovane Hegel molto bella che trovate negli scritti teologico-giovanili, quando Hegel, commentando Giulietta e Romeo di Shakespeare, fa dire a Giulietta, guardiamo i nostri vasi, più io ti do, più ho. Quindi più io ti do, più mi impoverisco, più grazie al tuo amore ho. Che cosa succede se in questa condizione, mettiamola qui bassa bassa e qui alta alta, mentre io amo, questo se ne va? Che io resto con uno straccio di libido, mi porta via tutto. No? Quindi diciamo la perdita dell'oggetto comporta uno svuotamento libidico del soggetto, sempre. L'oggetto quindi è parte del soggetto, non c'è il soggetto e l'oggetto, c'è l'oggetto che è parte del soggetto, poiché quella parte è costituita dalla libido del soggetto. Questo accade già, citavamo il seno è il primo oggetto narcisistico. Perché quando Freud, in un aforisma, uno degli ultimi scritti di Freud, dice il bambino non ha il seno è l'essere del bambino. Questo è l'aforisma, è raro che Freud scriva degli aforismi, ma diciamo ci sono 6 o 7 aforismi di Freud che hanno un grande valore. Uno è questo: cosa vuol dire il bambino non ha il seno? Che l'essere del bambino si identifica col seno. Quando il bambino perde il seno, perde se stesso. Quindi il seno è una parte dell'essere del bambino. E la perdita del seno, non a caso, provoca nel bambino angoscia, frustrazione, grido, reclamo. È lo stesso che accade se noi togliamo l'iPhone a un adolescente. Lo dico nel senso clinicamente preciso, C'è una frustrazione orale, allo stesso modo, questo ci deve impressionare, cioè l'oggetto tecnologico può assumere la qualità di un oggetto narcisisticamente significativo al punto da confondersi con la matrice degli oggetti che è il seno. Se voi prendete un adolescente per staccarlo dal suo iPhone, non solo gli adolescenti in realtà, è come togliergli la tetta dalla bocca. C'è la stessa reazione angosciata, primaria, quella che Winnicott chiama agonia primitiva. No? Una scena clinica vi può descrivere questo. Arriva una madre, un padre e una ragazzina di 16 anni, i genitori pongono il problema della dipendenza tecnologica di questa ragazzina che rimane connessa tutta la notte, come accade in molti adolescenti, al suo iPhone e quindi a tutti i social che l'iPhone rende possibili, no? Una iperconnessione, una connessione perpetua, e mentre la madre descrive con preoccupazione questa nuova schiavitù della figlia, la figlia a un certo punto si alza spazientita e dice: dottore, non creda a tutto quello che le sta dicendo mia madre, lo giuro sul mio iPhone, che è, diciamo,
un esempio di sacralizzazione dell'oggetto, di idolatria dell'oggetto. Però la cosa interessante, a mio giudizio, è che il trionfo dell'oggetto, come trionfo dell'amato sull'amante, indica il fatto che l'idealizzazione dell'amato svuota l'amante. E questa esperienza di svuotamento è quella che noi troviamo nella melanconia. Il soggetto melanconico è un soggetto svuotato perché perdendo l'oggetto perde una parte di sé, ed è quello che troviamo nel suicidio. Vedete qua la serie come si compone, no? Apparentemente enigmatica. Freud non la spiega, mette solo insieme questa serie melanconia, amore, suicidio. Perché il suicidio sarebbe un trionfo dell'oggetto? Qui Freud dettaglia con precisione clinica il suo ragionamento, perché quando, diciamo così, il soggetto suicida sarebbe un soggetto, lo dico in modo difficile ma lo spiego, sarebbe un soggetto, secondo Freud, che sceglie la propria morte per uccidere l'oggetto che lo ha abbandonato. Nella misura in cui ogni legame con l'oggetto narcisistico implica una identificazione all'oggetto, quando un soggetto si suicida, colpisce, vorrebbe, secondo Freud, colpire nel suo passaggio all'atto suicidario l'oggetto perduto con cui si è identificato. Quindi diciamo, il gesto suicidario, secondo Freud, sarebbe un gesto potenzialmente aggressivo. Il soggetto, mentre colpisce se stesso, colpisce l'altro. E in questo senso è un trionfo dell'oggetto, perché ciò a cui dà la morte non è il suo essere soggetto, ma è l'altro come oggetto. Questo non so se è chiaro, questo ragionamento, ma insomma la clinica del suicidio è una clinica molto complessa. Per il momento accontentiamoci di questa spiegazione e accontentiamoci del fatto che nella melanconia c'è trionfo dell'oggetto, che voglio spiegare ancora meglio. Trionfo dell'oggetto significa che il soggetto è identificato inconsciamente all'oggetto perduto. Che cosa vuol dire identificato inconsciamente all'oggetto perduto? Che è l'oggetto perduto, che porta con sé l'oggetto perduto. L'oggetto è perduto, lei non c'è più, è morta, lei se n'è andata, mi ha abbandonato, non è più qui con me, non è più con me. Ma nella misura in cui io mi identifico inconsciamente all'oggetto perduto, la preservo qui, la rendo costantemente qui, la mantengo qui con me. Vi faccio 2 esempi clinici che vi chiariranno molto bene questo punto. Al momento la tesi di Freud è: nella melanconia la reazione dolorosa del lutto è complicata e cronicizzata dal fatto che è permanente una identificazione inconscia del soggetto all'oggetto perduto. Questo è il ragionamento. Che cosa vuol dire identificazione inconscia all'oggetto perduto? 2 esempi clinici. Uno, una ragazza di 20 anni perde la propria madre per un tumore, assiste alla morte della madre, assiste all'agonia della madre, vede la madre sul letto d'ospedale smagrire, diventare pelle e ossa, e dopo la morte della madre sviluppa una anoressia radicale. L'anoressia è il suo modo, identificandosi all'oggetto perduto, di far sopravvivere l'oggetto perduto. Lei è sua madre. Lei è come sua madre. Quindi sua madre non è morta, ma resta viva in questa
paradossale identificazione melanconica all'oggetto. Un altro esempio, un professionista di una certa età, vicino ai 60 anni, mi viene a trovare qualche tempo fa perché non è in grado di elaborare il lutto per la moglie amatissima morta in un incidente, quindi diciamo senza preavviso. E mentre mi parla della sua compagna morta, continua a piangere. Il pianto è un altro elemento fondamentale del lutto e della melanconia, continua a piangere e passa tutta la seduta a piangere. A un certo punto intervengo e gli chiedo: mi scusi, ma quanto tempo fa è successo? Quanto tempo fa è morta sua moglie? 20 anni fa. Allora, questo è un esempio per mostrarvi come nella melanconia il tempo, l'articolazione del tempo, la successione del tempo è come bloccata, arrestata, pietrificata dall'identificazione del soggetto all'oggetto perduto. Questo che cosa significa? Entriamo ancora più nel dettaglio, che nella melanconia l'oggetto è perduto, non c'è più, è perduto, ma l'assenza dell'oggetto, attenzione, è perduto, ma l'assenza dell'oggetto, nella misura in cui è costantemente vissuta dal soggetto, trasfigura questa assenza in una forma radicale della presenza. Cioè lei non c'è più, ma io non posso non continuare a pensare a lei. Tutti i miei pensieri sono per lei, che non c'è più. E dunque questa assenza dell'oggetto è una forma estrema, radicale della sua presenza. Ecco perché un mio paziente, descrivendo le sue difficoltà a separarsi dalla propria compagna, che se n'è andata con un altro, dice: io sono è una formula paradossale dal punto di vista logico, ma lucidissima, come solo i pazienti sanno fare, no? Io sono ingombrato dalla sua perdita, perché la perdita sarebbe uno svuotamento, mentre nel soggetto melanconico la perdita è una presenza, l'assenza è una forma radicale della presenza. Lei non c'è più, ma il fatto che il soggetto continui a pensare che non c'è più, che non è qui, dalla mattina alla sera, no? Come una calamita, un magnete. L'assenza diventa una calamita, un magnete che aspira la vita. L'assenza diventa una forma della presenza, che immobilizza la vita e produce quella che Binswanger descrive in uno dei testi più belli sulla melanconia, in Melanconia e Mania, descrive come alterazione fondamentale delle estasi temporali, cioè alterazione fondamentale del senso del tempo. Come dire che il passato ingombra completamente l'estasi del futuro, della progettualità. Nel mio paziente tutto è rimasto come 20 anni prima. Le lacrime sono le stesse. Non c'è più futuro, non c'è più speranza, non c'è più apertura, non c'è più estasi, cioè movimento verso fuori di se stesso, no? Ma c'è appunto imprigionamento del soggetto nell'oggetto. C'è identificazione inconscia del soggetto nell'oggetto. Ecco, mi sembra che ci siamo su questo. La melanconia allora, da questo punto di vista, sarebbe una cronicizzazione del lutto. Ma se avete ancora la forza, andiamo ancora più a fondo della melanconia e commentiamo una formula di Freud che dice che nella melanconia, dopo tutto quello che abbiamo già visto, aggiunge: siamo di fronte a un delirio morale. E noi dobbiamo capire perché siamo di fronte a un delirio morale. Perché quello che abbiamo visto finora, lo dico sempre con le parole di Freud, è che nella melanconia siamo di fronte, apro virgolette, ad una adesione inconscia pervicace all'oggetto perduto.
Adesso sappiamo bene cosa vuol dire, no? Adesione inconscia, pervicace all'oggetto perduto. Quindi l'oggetto è perduto ma non è perduto. C'è perdita ma non c'è separazione, diciamo così. C'è perdita senza separazione. Non c'è elaborazione della perdita come separazione. C'è la perdita come presenza attraverso l'assenza dell'oggetto. Ma cosa vuol dire delirio morale? Vuol dire che il soggetto melanconico è un soggetto che si sente in colpa. La colpa, dice Freud, è l'elemento centrale del delirio melanconico. Ma che tipo di colpa è quella che affligge il soggetto melanconico? Vedremo che nelle nuove melanconie questo aspetto della colpa non esiste più. Mentre nel melanconico classico il senso di colpa è centrale. Qual è lo statuto della colpa nel melanconico? È come se, allora, da una parte lo statuto del melanconico della colpa implica, ma siamo sul piano più superficiale, implica l'esperienza dell'autorimprovero, che è: se non avessi preso quel treno con lei, il treno che ha avuto un incidente, lei sarebbe ancora viva. Se non l'avessi tradito con un altro, lui non sarebbe andato in quella città e dunque non sarebbe morto in un incidente. Se avessi prolungato il tempo della colazione, penso a una madre che ha perduto suo figlio, che è uscito per andare a scuola e non è più tornato perché è stato travolto da un tram a Milano. Se avessi fatto colazione come di solito facevamo quella mattina insieme, non sarebbe stato travolto dal tram che passa solo qualche minuto prima, eccetera, eccetera. Cioè, l'autorimprovero è l'attribuzione colpevolizzante che il soggetto fa a se stesso della causa della perdita dell'oggetto. Sono io il responsabile di questa perdita. Questo comporta, nei casi più deliranti, che sono io responsabile della guerra o della fine del mondo o della pandemia. Si chiama delirio della fine del mondo, che ha una radice melanconica. Io sono responsabile del conflitto in Ucraina. Sono, diciamo, dimensioni di amplificazione estrema del delirio di colpa che troviamo nel melanconico, circoscritta all'oggetto. Io sono responsabile della sua perdita. L'autorimprovero. Questa è una prima dimensione, ma c'è una seconda dimensione più importante, che è veramente il cuore della melanconia. Io non so perché, ma diciamo in 30 anni di attività clinica ho seguito molti melanconici. Non perché li abbia scelti, ma perché venivano. È strano, no? Ogni analista, all'inizio avevo moltissime anoressiche e poi via via nel tempo sempre più depressi, melanconici. Poi anche, io vedo tutta la casistica, diciamo, non ho una specializzazione, però devo dire che in 30 anni ho visto tanti melanconici, tanti depressi. E quello che vi sto dicendo è veramente il cuore nero della melanconia, dell'esperienza melanconica, della colpa. Noi possiamo distinguere in modo, diciamo, un po' brutale, un po' schematico, dall'alto, diciamo, due grandi declinazioni del senso di colpa nell'essere umano, diciamo, dal punto di vista della psicanalisi. Quello che chiameremmo nevrotico, cioè ordinario, che genera gli stati depressivi che noi chiamiamo reattivi o minori, diciamo, e invece il senso di colpa melanconico in senso stretto, che genera quella che il DSM classifica come depressione maggiore, cioè depressione psicotica, diremmo col nostro linguaggio.
Quindi da una parte abbiamo l'affetto depressivo che molti di noi hanno vissuto, senso di colpa che molti di noi hanno sperimentato, che tutti noi abbiamo sperimentato, e dall'altra il senso di colpa melanconico che ha uno statuto molto speciale, molto particolare. Qual è il senso di colpa ordinario? Da cosa scaturisce la colpa in generale? Ma già dai bambini, il senso di colpa in un bambino scaturisce, diciamo così, dalla conflittualità che si genera strutturalmente tra il desiderio e la legge. Il senso di colpa sorge laddove il desiderio ha trasgredito la legge. E lo vediamo già nei bambini. I bambini possono sperimentare la colpa o il senso di vergogna, per esempio, se hanno contraddetto segretamente, clandestinamente, nascostamente una raccomandazione dei genitori, una norma, qualcosa nell'ordine della legge. La trasgressione della legge tende a generare senso di colpa in chi trasgredisce la legge, non in chi fa della trasgressione la legge. Chiamiamo questo fare della trasgressione della legge perversione. La legge ad personam è una forma di perversione. Fare della propria trasgressione alla legge una nuova forma della legge. Ma diciamo, comunemente c'è senso di colpa quando c'è trasgressione della legge. E il senso di colpa affligge il soggetto nella misura in cui lo rende, usiamo una parola del vocabolario occidentale, cristiano occidentale, no? Che lo rende, lo getta nel peccato. Il peccato sarebbe effetto della trasgressione della legge. Per questo San Paolo nella lettera ai Romani dice è l'esistenza della legge che fonda l'esperienza del peccato. Negli animali non c'è esperienza del peccato perché non c'è esperienza della legge. È la legge che istituisce il senso del peccato. Fin qui ci siamo, no? Tutto questo è ordinario, è comune. Se vi rassicura è normale, diciamo, è normale. Aggiungerei una seconda, siamo sempre sul lato A, lato del senso di colpa ordinario, chiamiamolo così. C'è un'altra versione del senso di colpa ordinario che genera depressione, però, che è quando io mi accorgo di essermi discostato nella mia vita dalla realizzazione del mio desiderio. Come dire, mi accorgo che vivo senza aver realizzato in nessun modo ciò che desideravo. Mi accorgo di aver disatteso, di aver voltato le spalle, di aver tradito il mio desiderio. Qui nasce un vero senso di colpa che può generare depressione e ci spiega perché Lacan, quando parla della depressione nevrotica, cioè il primo, quella di cui stiamo parlando, usa un termine che eredita dai padri della Chiesa, quindi un termine connotato anche moralmente, mi verrebbe da dire, cioè usa il termine viltà. In ogni depresso c'è un vile, dice Lacan. Il termine viltà indica il fatto che nel depresso, in chi soffre di depressione, nella depressione comune ordinaria, vi sarebbe una rinuncia nella realizzazione del proprio desiderio. Io sono depresso perché mi accorgo di aver vissuto lontano, disabbonato, separato dal mio desiderio. Mi accorgo di aver vissuto realizzando il desiderio degli altri e non il mio. Lo dice Deleuze in modo più efficace, forse, quando dice che non c'è incubo peggiore per l'essere umano di trovarsi preso nel sogno di un altro. Questa è la colpa.
La colpa è non aver agito conformemente al mio desiderio, ma essermi prodigato per realizzare i desideri degli altri, le attese degli altri, eccetera, eccetera. Questo genera depressione, tristezza, senso di fallimento, quando ci accorgiamo che la nostra vita è disabitata dal desiderio, che la nostra vita è senza desiderio. Vedete il senso di colpa? Per Lacan questa è l'unica versione significativa della colpa in psicanalisi. Cioè la colpa non è nemmeno nella trasgressione della legge, la colpa è nel trasgredire il proprio desiderio, cioè nel tradire il proprio desiderio, nel tradire la legge del proprio desiderio, nell'aver voltato le spalle al proprio desiderio. Il soggetto depresso è un soggetto che vive separato dal proprio desiderio e si trova a fare cose che non desidera fare e a vivere cose che non desidera vivere, e l'affetto depressivo segnala questa incoerenza tra il desiderio e il fare, tra il desiderare e il fare. È una definizione di salute mentale che noi possiamo ricavare dalla psicanalisi. La salute mentale è quando un soggetto avvicina il suo fare al suo desiderio, fa le cose che desidera. E più si ammala, più si ammala, più separa, distanzia il desiderio dal fare. E si trova a fare qualcosa che detesta. Se uno fa qualcosa che detesta, si deprime. Per questo Lacan raccontano i suoi pazienti depressi che quando uno andava da lui e diceva guarda sono depresso, Lacan gli diceva depresso con chi? Che è una buona idea, no? Cioè, come dire, con chi ce l'hai, no? Questa è la prima versione, ma non c'entra con la melanconia. Lo statuto della colpa nella melanconia è tutt'altro. Lo statuto della colpa nella melanconia è delirante, dice Freud. La melanconia è un delirio morale. Mettiamolo così, questa è la struttura, non so se vedete da là, questo siamo al cuore della melanconia. Per capire bene questo cuore, prendiamo le parole di Freud, è un delirio morale che ha come oggetto la colpa e che produce, allora è un delirio morale che ha come oggetto la colpa e che produce l'assioma fondamentale della melanconia. Assioma è una parola di Lacan, ma l'assioma, cioè che è l'assioma o il postulato, come si dice in matematica, no? Di indegnità. Indegnità. Qual è la colpa del soggetto melanconico? Di essere indegno. Sentirsi indegno. Attenzione, la domanda potrebbe essere: sentirsi indegno per cosa? E la risposta è sentirsi indegno nell'essere. Ancora più precisamente, ma qui si capisce poco e poi ve lo spiego. Sentirsi indegno nella propria esistenza. O ancora più precisamente, sentire la propria esistenza come indegna. Sentire la propria esistenza come indegna. Non per ciò che non ho fatto o ciò che ho fatto. Cioè l'indegnità non dipende dall'atto. Prima versione del senso di colpa. Sono stato vile o coraggioso rispetto al mio desiderio. Non per ciò che ho fatto o per ciò che non ho fatto. Non per l'atto, ma per l'esistenza in quanto tale. La colpa, qui dobbiamo evocare grandi filosofi, ma
la tragedia greca, il modo in cui Nietzsche riprende la tragedia, il modo in cui Schopenhauer riprende la tragedia. Cioè la colpa è la tragedia dei grandi classici greci, la colpa è nell'essere nato, la colpa è nell'esistere, ok? Questo è il cuore tremendo della melanconia. È la colpa di esistere, è il dolore melanconico, non è un dolore localizzabile nel corpo, è il dolore di esistere. Una formula tremenda di una mia paziente anoressica melanconica dice: mi sveglio tutte le mattine con la rabbia di respirare. La rabbia di respirare. Cioè vivere è un dolore, la vita è un dolore. In questo senso c'è una linea che congiunge la tragedia, Schopenhauer, Nietzsche, Leopardi, tutti autori Sartre della nausea, che hanno messo in luce il fatto che l'esistenza in quanto tale non ha alcun senso. L'esistenza in quanto tale è sprovvista di senso. L'esistenza in quanto tale è colpevole. Ok? Questo è il postulato. Poi adesso spieghiamo perché. Com'è possibile che un soggetto si senta indegno in questa forma estrema, radicale, dove l'indegnità, ripeto, non è perché ho rubato, perché ho desiderato chi non dovevo desiderare, perché ho trasgredito. No, non c'entra con gli atti, c'entra con la mia esistenza. Essere al mondo è un dolore, perché io sono indegno di essere al mondo. Per capire meglio questo, noi dobbiamo confrontare la melanconia all'altra grande figura delle psicosi, che è la paranoia. Paranoia si usa nel linguaggio ipermoderno un po' troppo diffusamente, no? Sei un paranoico, un'idea paranoia nella clinica psicanalitica è una cosa molto precisa. È un delirio semiotico vi spiego poi, che ha come oggetto non la colpa. Cos'è che ho scritto? È un delirio semiotico, ok, che corrisponde al delirio morale, che ha come oggetto non la colpa, ma adesso spiego perché così è incomprensibile, che ha come oggetto il segno, in quanto delirio semiotico. Questo non lo trovate da nessuna parte, né in Dazzi né in altri autori. Questa è un'elaborazione che sto facendo, diciamo io, e il postulato paranoico è di innocenza. Adesso vi spiego. È molto importante averli presenti come il polo nord e il polo sud. Cioè, per il paranoico tutto ha senso. Cioè, vuol dire che tutto è un segno. Cosa vuol dire che tutto è un segno? Che adesso io guardo qualcuno che ha gli occhiali sulla testa e penso che porti gli occhiali sulla testa come segno inviato a una persona che ha un maglione arancione, con cui ha un segreto rapporto e che stanno cospirando con una persona che è al computer alla mia destra per attentare alla mia vita appena finita la lezione. Questo è un modo di ragionare paranoico. Vuol dire che tutto è segno e significa che il fatto che tutto è segno comporti che vi sia una cospirazione finalizzata a distruggere la mia vita in quanto innocente.
Cioè per il paranoico il male è sempre dell'altro, mentre per il melanconico il soggetto è responsabile di ogni cosa, per il paranoico il soggetto è assolutamente innocente e la colpa è sempre dell'altro. D'accordo? Allora il problema, vedete che da una parte abbiamo un postulato di indegnità. Io non ho diritto di esistere, io sono il male, io sono indegno, e dall'altra il postulato di innocenza. La colpa è sempre di un altro, no? In questo senso noi diciamo che spesso, per esempio, nella vita politica prevale la paranoia, nel senso che c'è un'attribuzione costante della colpa nell'altro, no? Nel nemico, e il soggetto si pone sempre come innocente. Per il paranoico tutto, ma dico proprio tutto, ha senso. C'è una proliferazione del senso che portava Freud a identificare la paranoia con la filosofia. La filosofia porterebbe con sé una vocazione paranoica in quanto la sua semiosi sarebbe infinita e trasformerebbe ogni cosa in segno. Questo i semiotici lo fanno veramente, trasformano ogni cosa in segno. Per il paranoico, diversamente dai semiotici, non da tutti, ma dalla maggior parte dei semiotici, per il paranoico però la relazione tra i segni è di tipo persecutoria. E l'oggetto della persecuzione è l'innocenza del soggetto. Quindi abbiamo un ribaltamento nella melanconia dove nulla ha più senso. Mentre per il paranoico tutto ha senso, per il melanconico l'esperienza drammatica della melanconia è che nulla ha più senso, niente ha più senso. Tutto sprofonda in una sorta di grande cratere buio. Ed è per questo che uno dei sintomi maggiori della melanconia è la spinta al suicidio. L'esito suicidario è un esito molto frequente della melanconia, cioè se il mondo è privo di senso, se il mondo non ha più senso, se la mia vita è un cratere, è un vuoto assoluto, l'unico modo per separarmi dal mio sentirmi indegno è darmi la morte. Cioè uscire di scena, uscire dalla scena del mondo, uscire dal quadro della realtà. Ci siete? Non so la vostra resistenza, la mia è altissima, nel senso che io posso andare avanti per... Facciamo ancora una... così non facciamo pause, finiamo un po' prima senza far pause. Se voi avete ancora 10 minuti di forza, io voglio spiegare da dove viene il postulato di indegnità. Se abbiamo compreso, no? Da dove viene il dolore di esistere, da dove viene la colpa di esistere, che mi sembra un punto importante. Vedrete che nelle nuove melanconie tutto questo assetto anche un po' metafisico della melanconia si dissolve completamente, ma noi invece oggi cerchiamo di capire perché un soggetto melanconico può vivere la propria esistenza come indegna, come assolutamente indegna. E per far questo dobbiamo fare un nuovo schema che trovate nel libro titolato Le nuove melanconie. Sono i 2 cerchi di Eulero che Lacan usa tante volte, ma in cui qua scriviamo: questo è il cerchio dell'esistenza, questo è il cerchio dell'essere. Per chi conosce la filosofia capisce in che senso c'è uno sfondo metafisico, diciamo, nel discorso melanconico, e questa anula è il luogo del senso. Vediamo se riesco a spiegarlo questo schema. È ciò che permette
l'esistenza di questa anula che sovrappone, cioè tiene come in connessione l'esistenza con l'essere, noi lo chiamiamo, così è tutto illeggibile, ma adesso vi spiego in modo chiaro, il nome del Padre. Questo è lo schema. Allora, cos'è l'esistenza intanto? L'esistenza è ciò che esiste nella sua stupidità, potremmo dire, nella sua mancanza di senso. L'esistenza è la vita sprovvista di ogni significazione, la vita in quanto tale, è l'esistenza in quanto tale. È il reale dell'esistenza, direbbe Lacan, no? Il reale dell'esistenza. Se voi avete letto un romanzo come La nausea di Jean-Paul Sartre, potete intendere cos'è l'esistenza, è qualcosa di troppo, di informe, di privo di senso, di assurdo, di ingiustificabile. Tutti noi siamo gettati nell'esistenza. Che cosa fa sì che l'esistenza acquisti diritto di essere? La presa nel senso, cioè l'esistenza diventa essere, cioè ha diritto di essere, diciamo così, solo nella misura in cui si annoda al senso, cioè acquista senso. Allora, l'esistenza nella sua struttura ontologica primaria è priva di senso, non ha senso, è un reale informe, bruto, è l'être là, semplicemente, l'il-ya, è il c'è puro dell'esistenza, ok? Ma l'esistenza venendo al mondo dovrebbe essere annodata in un senso, dovrebbe ricevere senso. Quando noi accogliamo un figlio, non accogliamo un'esistenza bruta, accogliamo un nome. Il nome è ciò che dà senso all'esistenza. Ci siamo? L'esistenza ha necessità del senso per avere diritto di essere. Che cosa lega, che cosa istituisce la possibilità del senso? Secondo la psicanalisi letta da Lacan, l'esistenza del nome del Padre. Non posso entrare nel dettaglio, diciamo semplicemente questo, che la funzione primaria del Padre, che Lacan descrive come nome del Padre e che prescinde dal sesso dei genitori, prescinde dalla barba, prescinde dalle gonne, prescinde da tutta la differenza di genere, diciamo. La funzione del Padre in quanto tale, quindi non in quanto genitore maschio del figlio, la funzione simbolica del padre è legare insieme l'esistenza al senso. Cioè, come dire al figlio, tu non sei qui come un verme, indegno di essere qui, tu sei qui perché l'amore dei tuoi genitori ti ha voluto, la tua vita ha un senso. La tua esistenza ha diritto di essere. È il senso che significa la realtà stupida del vivente. Questo senso proviene dal nome del Padre, che Lacan lo descrive proprio come una congiunzione tra l'esistenza e l'essere. È più chiaro così? Il nome del Padre è il nome di un patto, di un'alleanza che tiene insieme l'esistenza nella sua realtà stupida, gratuita, ingiustificabile, informe con il senso. E quindi genera la possibilità dell'essere. Cosa accade nella melanconia? Accade che a partire da una disattivazione del nome del Padre, di questa funzione di congiunzione tra il circolo dell'esistenza e il circolo dell'essere, a partire da questa disattivazione del nome del Padre, l'esistenza si disgiunge dall'essere. I due anelli si separano, topologicamente proprio si sciolgono. L'uno si scioglie dall'altro,
e l'esistenza quindi si rivela come priva di senso. Lacan usa una citazione che vi faccio la sola di Lacan, nel seminario quinto a pagina 310 dice: in questo modo la realtà vivente, cioè l'esistenza, viene esclusa da ogni significante, esclusa dal senso, esclusa dal senso, esclusa dal senso. E quindi si rivela indegna. Al fondo della struttura melanconica troviamo una disattivazione del nome del Padre come legame tra l'esistenza e l'essere. Detto così all'inizio è incomprensibile, adesso spero più chiaro. Ve lo voglio tradurre in un'altra formula, che non c'è nel libro però, che è una formula biblica, forse un linguaggio più acquisito, non so come dire. Se voi prendete nella Torah, voi avete due rappresentazioni contraddittorie e anche contrapposte dell'umano. Adamo non è il maschio, Adam nella Torah è proprio l'umano. Adam significa l'umano, il terrestre, il terragno, colui che viene dalla polvere. Noi siamo tutti Adam. Maschi, femmine, Adam è l'umano in quanto terrestre, ok? Fatto, scrive la Torah, ad immagine e somiglianza di Dio. Questa è la prima definizione dell'umano. Quindi l'umano è una immagine ideale di Dio, che è una bella definizione, ci incoraggia, no? Cioè riconosce nell'umano il custode, non il padrone, ma il custode del giardino. L'umano è il riflesso di Dio nella creazione. Questa è una definizione dell'umano molto importante. Altro che senso, l'umano riceve un senso, avere il compito di custodire lo splendore straordinario della creazione. Poi uno apre Coelet, torna a Coelet, l'Ecclesiaste, e che cosa vede? Che noi siamo come i maiali, le formiche, i fiori, le foglie, destinati a diventare polvere. Che noi siamo polvere. Veniamo dalla polvere, torniamo nella polvere in un brevissimo battito di tempo, dice l'Ecclesiaste. Abbiamo i giorni contati. Questa riduzione alla polvere è la seconda formula che troviamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento, Primo Testamento o Torah, appunto. In realtà, vabbè, insomma, lasciamo stare. Nella Bibbia, diciamo così. Sono due rappresentazioni dell'umano. Immagine e somiglianza di Dio, polvere destinata a tornare nella polvere. Cosa accade nella melanconia? Perché tutti noi siamo polvere, destinati a tornare nella polvere, ma non la vediamo. Noi vediamo la nostra immagine, non la polvere. Vediamo l'immagine narcisistica, strutturata di noi stessi, non vediamo la polvere. Nella melanconia il soggetto, la polvere viene in primo piano e devasta l'immagine. Per il melanconico noi siamo polvere. Polvere è un modo di descrivere l'esistenza. L'esistenza nella sua dimensione reale è polvere. Nella melanconia c'è una esperienza dell'esistenza come polvere. Questa è la colpa di esistere, la colpa di essere solo polvere. Fermo qua. Abbiamo fatto già veramente un ampio